Roberto Marcato, presidente del Consiglio Comunale di Padova, nonché esponente della Lega Nord. Parliamo di questi nuovi arrivi di profughi sul territorio del Veneto, focus sul territorio padovano e provinciale. Sì, ci sono due aspetti che vanno delineati su questa questione. Uno è l'aspetto umano, caritatevole e cristiano, se vogliamo, per cui è una necessità quella di dare una risposta in termini di accoglienza. L'altro invece è un problema molto più grosso e molto più grave, che è il problema dell'arrivo di questi profughi o presunti tali presso le coste italiane. Noi non possiamo continuare come istituzioni, perché io l'ho vissuta anche da vicepresidente della provincia questa faccenda molto delicata, non possiamo continuare a dare risposte nonostante l'assenza degli organi superiori, nonostante l'assenza dell'Europa, ed è impensabile che l'unica soluzione possibile sia di dare accoglienza a chiunque arrivi qui nel nostro Paese. Questo è insostenibile e prima o poi ci ritroveremo a dover gestire problemi molto più grossi di questi. Anche perché accoglienza vuol dire anche integrazione, se non ci sono strutture o sistemi atti a questo diventa tutto più difficile. Sì, ma anche l'integrazione deve essere un'integrazione sostenibile fino a quanto noi potremo sostenere questi arrivi. Se domani mattina iniziano ad arrivare 500.000 profughi o nordafricani al giorno, che cosa facciamo? Diamo risposte a 500.000 esseri umani che chiedono un posto di lavoro, che chiedono una prospettiva di vita. Questo è impossibile. La risposta non può essere quella di delegare i comuni a dare risposte. La risposta deve essere molto più ampia, deve essere una risposta europea. Se non ci sarà questo, credo che ci troveremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, a dover gestire problemi davvero gravi di convivenza. Quindi il monito va anche al governo Renzi? Ma va soprattutto al governo Renzi, che è assolutamente assente su questa questione e al di là dei proclami che poi lasciano il tempo che trovano, adesso basta, batteremo i pugni, sì ho capito, ma il giorno dopo noi ci ritroviamo con questi sbarchi e vorrei ricordare sbarchi che portano morte, 30 persone morte soffocate, è un dramma enorme e chi consente di partire a queste persone si deve assumere anche la responsabilità di queste vittime.